È diventato una presenza costante tra il bacino di San Marco e il Lido e a quanto pare intende rimanerlo. Spinto verso la laguna sud per evitare gli incidenti con il fitto traffico di imbarcazioni dell'area, il delfino Mimmo è infatti tornato a Venezia dopo appena poche ore. Per riuscire a smuoverlo in acque più tranquille si era mossa una task force formata dalla Capitaneria di Porto assieme a Comune di Venezia, Regione e Università di Padova, con l'impiego anche di mezzi di Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Protezione Civile, Guardia Costiera Ausiliaria e Volontaria. Rimanere in una zona a traffico intenso sta diventando troppo pericoloso per Mimmo, che negli ultimi avvistamenti presentava infatti alcuni segni di trauma sulla pinna dorsale. 6 ricercatori, allora muniti di apparecchi che producono un suono sgradito ai cetacei, ma totalmente innocuo, e di un idrofono per poter captare i suoni emessi dal delfino e determinarne la posizione, si sono imbarcati su 6 mezzi nautici che, procedendo in formazione a pettine lungo il bacino di San Marco, hanno creato una barriera sonica per far spostare Mimmo nella zona voluta. Per prevenire un ritorno del delfino a Venezia, i ricercatori del CERT intendevano posizionare alcuni dissuasori sonori in modo da creare una sorta di barriera permanente, ma Mimmo è stato più veloce ed è già tornato a San Marco.